Continuano le indagini sul triplice omicidio ad Altavilla, la pista più accreditata è quella della setta religiosa. 6 mesi di reclusione a un consigliere comunale di Santa Elisabetta per aver rivolto insulti sessisti alla deputata agrigentina del PD Giovanna Iacono. 8 immigrati arrestati a Lampedusa dalla squadra mobile, una nuova iniziativa editoriale, si chiama Nell'isola, Lampedusa in 2 minuti, intervista al collega Elio Desiderio. Chiude la storica emittente agrigentina di Sciacca, Teleradio Sciacca, intervista al giornalista Toni Fisco. Continua il carnevale a Raffadali, esibizione stamani e sfilata nel centro storico delle varie scolaresse di Raffadali. La Nissa sempre più sola in testa al campionato di eccellenza, vince con il Mazzara nella 21esima giornata del girone A. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie sull'omicidio di Altavilla. Gli inquirenti indagano sulla tragedia e stanno vagliando diverse ipotesi. Tra le più accreditate al momento c'è quella della setta religiosa. Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e le 2 figlie, uno di 16 e uno di 5 anni, mentre la figlia di 17 anni è stata risparmiata da tempo. Avrebbe iniziato a parlare di Dio e di presenze demoniache, come ha detto anche la figlia agli inquirenti, dopo essere stata trovata in caso in stato confusionale. La coppia di coniugi, che da tempo frequentava la famiglia di Barreca, è stata sentita fino al pomeriggio nell'ambito dell'inchiesta sulla strage familiare. I 2 coniugi sono stati descritti come fanatici religiosi, proprio come Barreca che ha sterminato la famiglia. Intanto sentiamo un'intervista a Cristian Violante, missionario evangelista che conosceva bene la famiglia Barreca. Cristian, lei oltre a essere un pastore, un missionario evangelico, è anche amico dal 2019 di Giovanni Barreca e della sua famiglia. Ci descrive innanzitutto chi erano, chi è Giovanni, chi era la moglie, i figli? Io ho conosciuto la famiglia Barreca nell'anno 2019. Era una famiglia tranquilla, una famiglia piena di gioia, figli meravigliosi, ci volevamo bene veramente. Per quell'anno ci siamo frequentati e non ho mai visto una parola fuori posto da Giovanni, oppure ho visto qualche atteggiamento strano, ma voglio precisare che tutto quello che è accaduto vi posso dire che non ha niente a che fare con l'ambito evangelico, quello cattolico. Quello che vi posso dire io, lui era un muratore, lavorava come un padre di famiglia. So che molte volte avevano dei problemi economici, infatti noi nel passato, quando li abbiamo conosciuti, li abbiamo sostenuti, li abbiamo aiutati. Io ora non so in quale setta siano finite queste persone. Quindi lei parla di setta satanica, giusto? Conferma? Sì, non c'entra niente la religione. Ma ci aiuti anche a capire chi è veramente la comunità evangelica, cosa vi insegna la vostra fede? La nostra fede ci insegna ad amare il prossimo, ad aiutare il prossimo. La fede a noi ci ha salvato, la fede non ti uccide, la fede ti salva. Gesù Cristo è venuto al mondo non per uccidere, ma per salvare ogni perduto. Quindi vi posso dire assolutamente che noi siamo missionari, giriamo l'Italia, aiutiamo tantissime famiglie, i barboni che sono nei ponti, portiamo del cibo, diamo a loro la speranza di vivere come dovrebbe vivere un essere umano in questa terra. L'amore ti salva, l'amore non uccide. Queste persone che hanno inculcato al signor Barreca a fare un gesto così spregevole non ha niente a che vedere con la fede e l'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi lei non ha mai sentito pronunciare dal signor Giovanni Barreca la parola c'è il diavolo all'interno della mia casa, all'interno di mia moglie e dei miei figli? Assolutamente no, perché nel 2019, quando loro, diciamo, hanno conosciuto la via della salvezza, la via del Signore, erano veramente gioiosi. E anche Miriam, la superstite, la bambina che giocava con mia figlia, godevamo dei momenti veramente felici. Ma secondo lei perché è stata salvata?
Io credo che lui aveva un occhio particolare per sua figlia. Ma secondo Questo lo lei chi posso dire. faceva parte di questa presunta setta satanica, l'omicida o la moglie, la vittima? Io credo il marito perché Antonella era una persona veramente squisita, una persona che ha sofferto tanto nella sua vita e ha cercato di fare tutto per dare da mangiare ai suoi figli, credete. Quindi io dico il marito è stato perché ha fatto un gesto inaccettabile, non giustificabile. 6 mesi di reclusione, pena sospesa per aver rivolto insulti sessisti alla deputata agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono durante la campagna elettorale del 2017. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro, ha condannato Salvatore Gaziano, consigliere comunale di Santa Elisabetta, per il reato di diffamazione aggravata il servizio. Aveva pronunciato insulti sessisti sui social contro un'avversaria politica durante la campagna elettorale per le elezioni regionali siciliane del 2017. Oggi il Tribunale di Agrigento ha condannato Salvatore Gaziano, consigliere comunale di Santa Elisabetta in provincia di Agrigento, difeso dagli avvocati Gerlando Aldo Virone e Francesco Greco. Una condanna e 6 mesi di reclusione, pena sospesa per diffamazione aggravata, a mezzo social ai danni della vice sindaca, ora deputata nazionale del Partito Democratico di Santa Elisabetta, onorevole Giovanna Iacono. I fatti risalgono al 2017, quando l'oggi parlamentare venne insultata sui social nel contesto di un post di attacco alla sua persona, senza mai citarla, ma rendendola comunque identificabile. La vicenda provocò profondo sdegno pubblico e Iacono, difesa dall'avvocato Barba, agì legalmente nei confronti di Gaziano. Oggi il Tribunale ha deciso per la colpevolezza dell'uomo, che sarà costretto ancora a pagare le spese legali e risarcire i danni arrecati alla parlamentare Iacono, che saranno quantificati in sede civile. Si tratta di una vicenda per me dolorosa, commenta oggi la parlamentare del PD Iacono, rispetto alla quale però ho deciso di non tirarmi mai indietro, non solo per tutelare la mia reputazione, ma a difesa delle donne che sono ancora oggi troppo spesso bersaglio di commenti beceri e insulti squallidi di natura spiccatamente sessista. Nessuna di noi deve abbassare la testa dinanzi a episodi di questo tipo, non bisogna mai arrendersi davanti all'offesa e davanti alla violenza, conclude l'onorevole Iacono, qualsiasi forma assuma. Mai. Ringrazio il mio avvocato Giuseppe Barba per la sua professionalità e per la sua umanità e per avermi accompagnato in questo lungo e complesso percorso giudiziario, i miei familiari, le compagne e i compagni del Partito Democratico a ogni livello e a tutte le persone, tante, che mi sono state accanto in questi anni. Il presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, Alfonso Scimè, in una sua dichiarazione afferma che gli interventi di manutenzione straordinaria dell'ANAS in prossimità della primavera rischiano di danneggiare l'economia del nostro territorio e rendono difficoltosi i collegamenti. Di concerto con tutto il Consiglio Comunale e l'amministrazione si stanno portando avanti delle iniziative per stimolare la viabilità alternativa e la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Nei prossimi giorni, conclude Scimè, si apriranno dei tavoli tecnici con l'ANAS. 8 persone sono state arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento, 8 gli immigrati approdati a Lampedusa, 7 perché sono rientrati in Italia attraverso la frontiera di Lampedusa, nonostante siano gravati dal decreto di espulsione o di respingimento. Un altro è un pakistano di 24 anni perché inseguito da un mandato di cattura internazionale per una rapina compiuta in Pakistan. È stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. I 7 illegali, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, sono ristretti ai domiciliari nel centro di accoglienza a Lampedusa. E una nuova iniziativa editoriale nasce a Lampedusa, si chiama Lampedusa in 2 minuti, curata dai colleghi Elio Desiderio e Toni Colapinto. Abbiamo intervistato Elio Desiderio. Elio Desiderio, collega di Lampedusa, con un lancio di una nuova iniziativa editoriale, Lampedusa in 2 minuti, insieme al collega Toni Colapinto, una iniziativa ovviamente nel settore dei social. Io ho intrapreso questo percorso perché
Fondamentalmente a Lampedusa c'è bisogno di informazione. Lampedusa è un posto, un luogo dove leggono in pochi, e quindi anziché limitarci a fare un tipo di informazione per così dire tradizionale, siamo scesi in campo con le novità dei social, e quindi poi avremo anche un sito eccetera, diciamo, andremo poi nel tradizionale. La cosa positiva è che stiamo ottenendo dei buoni risultati, nel senso di tantissimi contatti, tantissimi, anche qualche critica, però credo che bisogna metterla in conto. Ecco, l'obiettivo di informare sui social è importante per un'isola piccola come Lampedusa, però diciamo è una piccola isola ma di grande importanza, sempre con i fari accesi da tutta l'Italia, da tutta l'Europa, per via ovviamente del fenomeno immigratorio. Proprio stamattina leggo che sono stati arrestati 8 immigrati approdati a Lampedusa. Sì, in effetti è così. Lampedusa, se si fa una ricerca su internet e si va nella sezione notizie, basta fare questa piccola ricerca e ci si rende conto che tutte le notizie che partono da Lampedusa sono riprese dalle maggiori agenzie internazionali e da testate giornalistiche nazionali di primo ordine, quindi parliamo di Mediaset e Rai. E quindi ogni giorno partono da Lampedusa delle notizie importanti. Ma a parte questo, che alla fine per i lampedusani non è molto importante, la cosa che mancava e manca su quest'isola, e quindi per questo siamo scesi in campo noi, manca l'informazione giornaliera. Cosa sta succedendo a Lampedusa? Un bordello. Lui è Dino De Rubeis, ex sindaco di Lampedusa e Linosa. Ormai da qualche settimana, quasi quotidianamente, denuncia mediaticamente sui social l'attuale amministrazione del sindaco Filippo Mannino. Il comune di Lampedusa e Linosa è diventato un manicomio. Nelle sue ultime dirette social invoca l'intervento della magistratura, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri per indagare sui presunti affari, con tanto di nomi e cognomi che orbitano intorno al comune di Lampedusa e Linosa. Invito la magistratura ad accendere riflettori, ad interessarsi nuovamente del comune di Lampedusa e Linosa. In questo primo appuntamento settimanale di Lampedusa in 2 minuti vi raccontiamo quello che è successo a Lampedusa negli ultimi giorni. Quindi a Lampedusa c'è bisogno di informazione di base, è chiaro. Consideriamo una cosa, che a Lampedusa non arrivano i giornali da oltre 20 anni, saranno circa 15-20 anni che i giornali non arrivano, e quindi le persone sono costrette per informarsi ad utilizzare internet, il telefonino, ma oggi tutti hanno un telefonino, fino a qualche anno fa non era così. Di conseguenza io ricordo quando scrivevo essenzialmente per il quotidiano La Sicilia, per poter informare le persone, che facevano? Per informarsi facevano le fotocopie degli articoli che uscivano quando arrivavano i giornali a Lampedusa, e poi se li passavano e li distribuivano per le case degli isolani. Ora abbiamo la fortuna di avere i social, abbiamo la fortuna di avere internet, e quindi sarà molto più semplice riuscire a fare informazione. Ho visto che è un format nuovo, con un ritmo veloce, un po' sulla falsariga del programma delle Iene. Poi ho visto anche i contenuti in questo numero che tu mi hai mandato, e ho visto anche contenuti abbastanza forti, insomma, con delle testimonianze di ex amministratori. Ecco, a Lampedusa attualmente c'è un'inchiesta in corso che vede diversi amministratori, diciamo, coinvolti. Qual è la situazione, ovviamente, nell'ambito delle informazioni che tu puoi dare, attuale a Lampedusa, politicamente parlando e anche giudiziariamente? Diciamo che ci sono cose interessanti sotto l'aspetto giornalistico che stiamo seguendo, e sono inchieste di primo ordine. Non dimentichiamo anche il passato, Lampedusa è già stata sotto i riflettori della magistratura. Credo che sia arrivato il momento di fare le cose in maniera chiara, in maniera limpida, in maniera che tutti possiamo capire che non ci sono irregolarità in corso. Lampedusa fa parte dell'iniziativa di Agrigento Capitale della Cultura, ovviamente ha dato un input notevole e importante. Lampedusa è fuori discussione il comune che è stato trainante per la nomina di Agrigento Capitale della Cultura.
voglio sperare che i rispettivi amministratori riescano anche progettualmente a fare qualcosa di interessante che possa in definitiva aiutare sia la comunità agrigentina che quella di Lampedusa. Nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori che ha coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del NOS hanno arrestato Antonio Luppino e Vincenzo Luppino, figli dell'imprenditore di Campobello di Mazzara Giovanni Luppino. L'uomo faceva da autista al capomafia e che con lui è finito in manette il 16 gennaio di un anno fa. Sentiamo la corrispondenza da Trapani. Nuovo colpo alla rete di presunti fiancheggiatori che avrebbe coperto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. In carcere sono infatti finiti i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, figli di Giovanni Luppino, l'uomo che avrebbe accompagnato il boss in clinica per le terapie, è finito in manette anche lui il 16 gennaio di un anno fa. I due fratelli sono indagati per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati dell'essere stati commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa Cosa Nostra. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dai carabinieri del ROS e dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo. Secondo gli inquirenti, i due indagati avrebbero contribuito con le loro condotte al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia castelvetranese, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore. Gli accertamenti corroborati dall'analisi di tabulati telefonici e traffici di celle, dalla visione di immagini di videosorveglianza e dalle evidenze scientifiche, genetiche e papillari hanno consentito di acquisire gravi indizi in merito alle diversificate attività illecite svolte dai fratelli Luppino al fine di proteggere la latitanza del capo mafia trapanese, così si legge nella nota diffusa dalle stesse forze dell'ordine. Nel giugno 2022 Antonino Luppino e Vincenzo Luppino avrebbero aiutato il boss a traslocare, sono accusati di aver avuto un ruolo importante nel trasferimento del latitante dell'abitazione di Vicolo San Giovanni 260, cioè a pochi passi dalla loro abitazione, all'appartamento di via CB31 in Campobello di Mazzara. I due fratelli conoscevano però la vera identità del capomafia, così si legge ancora nell'ordinanza del GIP. Non può sussistere alcun dubbio sulla sicura conoscenza da parte di Antonino e Vincenzo Luppino, oltre che ovviamente da parte del padre Giovanni Salvatore Luppino, della vera identità del boss. Per gli investigatori i due svolgevano l'affidabilissimo compito di ausilio al padre e in diverse tappe relative alla gestione del latitante fornivano un aiuto prezioso al capomafia per muoversi e spostarsi sul territorio e quindi di svolgere una funzione essenziale per l'intera associazione mafiosa. A partire dal 2017 Messina Denaro avrebbe elargito numerosi regali alla famiglia Luppino, l'uomo che gli avrebbe appunto fatto da autista e padre anche dei due indagati. Tra i due destinatari dei regali ci sarebbero proprio i due fratelli. Dalle analitiche notazioni sulle spese che Messina Denaro stilava di suo pugno emergerebbe che il latitante era solito versare periodicamente somme di denaro, anche di importi non trascurabili, in favore dei Luppino ed elargire loro piccole regalie. I Luppino venivano indicati con il soprannome di Mustusi. Dopo oltre 40 anni di attività chiude la TV Teleradio Sciacca in provincia di Agrigento. L'emittente aveva iniziato le trasmissioni in radio per poi trasformarsi anche in una delle TV più note e seguite del territorio. A comunicarne la notizia nel suo profilo Facebook è stato il collega Tony Fisco, che abbiamo sentito telefonicamente. Siamo con Tony Fisco, collega giornalista di Teleradio Sciacca. Purtroppo una brutta notizia per l'emittente, un'emittente storica che ha informato per tanti anni il territorio di Sciacca, non solo della provincia ma anche siciliano. Tony, cosa sta succedendo nella vostra azienda? È successo quello che nessuno di noi sperava succedesse mai, e cioè negli ultimi anni la situazione economica dell'azienda è pian piano precipitata e con essa naturalmente è venuta meno la possibilità di andare avanti, e quindi il Consiglio di amministrazione, il Presidente,
ha convocato noi ultimi dipendenti. Pensate che noi eravamo in 17 nei tempi migliori, in 17 dipendenti, adesso eravamo solo in 5 e ci ha convocati per comunicarci la cessazione delle attività e quindi l'arrivo di una imminente lettera di licenziamento. Ovviamente è un percorso, ti parlo anche come collega, che moltissime televisioni stiamo attraversando, perché le attuali condizioni di mercato, le condizioni purtroppo anche che ci sono state imposte per poter veicolare i nostri segnali. Prima le emittenti avevano i propri apparecchiature, i propri trasmettitori, ora dobbiamo essere veicolati dalla RAI, insomma tutti i costi che chiaramente porteranno al funerale anche di altre emittenti. Tutto va in questa direzione, le cose sono profondamente cambiate, così come è cambiato il mondo, e pertanto occorre adeguarsi ai cambiamenti oppure soccombere, perché non c'è alternativa. Non si è più nelle condizioni di fare la televisione locale così come si faceva 20 anni fa. Adesso c'è una pluralità di mezzi di comunicazione a disposizione tramite internet, i siti, i social e il gran numero di canali che sono aumentati sui nostri televisori, sui nostri schermi. Tutto questo ha portato a una frammentazione che naturalmente non può consentire più a piccole aziende di resistere al mercato, e pertanto accade purtroppo quello che sta accadendo a noi. Complice anche un cambiamento dei contributi. Prima avevamo una legge, la 448, poi modificata dal governo Renzi nella 416-17, la mancanza di fondi pubblici. Tutto questo, diciamo, ha segnato un percorso che ovviamente è di non ritorno. Sì, sicuramente sì, ha messo tutti in una situazione di difficoltà e sai, io parlo da giornalista, quando i giornalisti non sono sereni e non hanno più la loro serenità economica, la loro busta paga, è chiaro che tutto entra in difficoltà, ma entra in difficoltà anche il sistema democratico, perché un giornalista che non è più sereno non è nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, di controllare le informazioni, di verificarle, non ha più tempo per fare tutto questo, deve fare tutto in fretta, tante cose e tutte in fretta, e tutto questo non fa bene alla qualità dell'informazione. Da parte nostra la massima solidarietà a te, a tutti i colleghi della redazione, al consiglio di amministrazione, a tutta Teleradio Sciacca, insomma una voce che mancherà al nostro territorio. E continuano stamani le iniziative del Carnevale a Raffadali, un'edizione in crescendo che sta avendo ottimi riscontri in termini di partecipazione. Oggi, complice la bella giornata di sole, ha fatto sì che gli alunni delle scolaresche raffadalesi, quelli dell'Istituto Garibaldi Capuana e il Galilei, si sono esibiti con una sfilata per le vie del centro di Raffadali. Continuano le iniziative del Carnevale a Raffadali, martedì grasso, un'edizione in crescendo che sta avendo ottimi risultati in termini di partecipazione. Oggi, complice la bella giornata di sole, ha fatto sì che gli alunni delle due scolaresse raffadalesi, quelle dell'Istituto Garibaldi Capuano e il Galileo, si sono esibiti con una sfilata da Villa Livatino fino a davanti al comune, passando per il Sagrato della Chiesa, in piazza con canti, balli, come ci dichiara il vicario dell'Istituto Capuana Garibaldi di Raffadali, Dino Alonge. Stamattina si sono esibite le scuole di Raffadali, entrambi i due plessi, il plesso Garibaldi Capuana e l'istituto comprensivo Galilei di Raffadali. Abbiamo fatto la sfilata partendo dalla Villa Levatina di Raffadali e ci siamo esibiti con due esibizioni, una davanti al comune e una davanti al sagrato della Chiesa Madre. Un ringraziamento particolare va al sindaco e tutta l'amministrazione per aver organizzato questo splendido, magnifico carnevale, e poi un ringraziamento particolare va ai genitori, perché senza la loro disponibilità, senza la loro collaborazione non saremmo qua a poter festeggiare, a poter stare tutti insieme, festeggiare questo splendido carnevale, e grazie, siamo stati fortunati perché il tempo ci ha aiutato tantissimo. Diciamo che è ripreso il carnevale, perché c'è stato un periodo dove il carnevale era sentitissimo da
scusami, lasciami passare il termine, dai raffadalesi, perché tutti si vestivano in maschera, dai più piccoli ai più grandi, e quindi questo un po' sta ritornando e speriamo che possa continuare come una volta, riprendere le vecchie tradizioni. E principalmente quella è la cosa che ci rende più felice, è il sorriso dei nostri, perché sono i nostri bambini, perché stanno moltissimo tempo con noi, forse stanno più con noi che con le famiglie, quindi sono i nostri, chiamiamoli pure i nostri figli. Ecco, questa è un'ottima iniziativa che serve per socializzare, tirare fuori quelle che sono le potenzialità di ogni bambino, e tirare fuori l'emotività, tirare fuori tutte le proprie passioni, tutte le proprie capacità che hanno, e quindi questo li aiuta e possono trovare una collocazione nel futuro, nella loro vita futura. Let's go party. Arrivano i dati sui danni degli incendi dello scorso mese di luglio, ecco le cifre nel messinese. Il comune di Messina raccoglie i moduli attraverso i quali i cittadini hanno potuto segnalare i danni subiti, quanto si è speso per il ripristino delle infrastrutture fondamentali e quante case sono state danneggiate e quanti terreni in fumo. Oltre 900.000 metri quadri di proprietà private sono state colpite dalle fiamme degli incendi di fine luglio nel territorio della città di Messina. A dichiararlo sono i dati del comune di Messina, che sono stati pubblicati sul portale Open Data, successivamente alla raccolta dei moduli attraverso i quali i cittadini hanno potuto segnalare i danni subiti durante le 3 giornate, in cui sono andati persi oltre 4.500 ettari di boschi e la macchia mediterranea nella provincia peloritana. L'ammontare dei danni non è stato fornito un costo specifico, ma sono presenti 3 data reset che contengono i beni che sono stati persi dai cittadini, il costo degli interventi messi in atto da AMAM e Comune e i numeri dell'evacuazione. I beni che sono stati danneggiati dalle fiamme sono 1314 e vanno dall'arredamento del giardino alla vegetazione dei terreni. Le piante danneggiate sono 1255, che erano presenti in 132 terreni e in 27 giardini. I danni maggiori si contano tra gli olivi, precisamente 1090, di cui 8 secolari. Perse anche 30 viti, 58 alberi da frutto, 15 abeti, 3 querce. I veicoli danneggiati sono in totale 26, di cui 3 trattori e 10 motoveicoli. Le abitazioni che hanno riportato danni, in base ai moduli dei cittadini, ne risultano 31, la maggior parte posizionate tra Curcuari, Tono e Le Masse. Solo un'abitazione è della zona sud, precisamente a Pezzolo. Nonostante le dichiarazioni dei cittadini, secondo Palazzo Zanca, solamente 20 abitazioni sono state dichiarate come danneggiate e altre 7 sono state dichiarate inagibili. Esisterebbe dunque una differenza di 4 case che risultano essere state non colpite. Sempre secondo il comune, nella giornata del 24 luglio sono state evacuate temporaneamente 2000 persone che sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Per quanto riguarda gli interventi di ripristino delle infrastrutture fondamentali, se ne contano 10 con una spesa di 1.200.000 euro. Nello specifico l'AMAM ha speso 25.000 euro per il ripristino del depuratore mediante la sostituzione delle linee elettriche, altri 25.000 euro per il noleggio di un gruppo elettrogeno per l'alimentazione del pozzo di Timpazzi, 12.500 euro per il ripristino della condotta idrica e 2.500 euro per l'assistenza alla popolazione
Il Comune di Messina invece ha speso 850.000 euro per il ripristino del corredo stradale e altri 360.000 euro per il ripristino della pubblica illuminazione. Gli operatori dell'AICA hanno riscontrato 2 casi sull'acquedotto Tre Sorgenti, individuati rispettivamente in contrada Giardina a San Biagio Platani e in contrada Salto d'Angio ad Aragona, che ne comprometteranno il corretto funzionamento. I lavori di riparazione saranno eseguiti nella giornata di domani e di conseguenza dalle 19 di oggi sarà sospesa la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro e Palma di Montechiaro e alle varie utenze del Voltano. La fornitura, continua l'AICA nella sua nota, sarà ripristinata non appena si concluderanno gli interventi di riparazione, ma la distribuzione per normalizzarsi avrà bisogno dei necessari tempi tecnici. Un patrimonio culturale da valorizzare e riqualificare, i piani del Comune di Messina. Sentiamo l'intervista a Maurizio Cacace. Una società partecipata del Comune di Messina nata per la gestione del patrimonio per mettere ordine in questo settore. Fino a qualche tempo fa si diceva che Palazzo Zanca non avesse nemmeno contezza degli immobili di sua proprietà. Oggi qual è la situazione? La situazione è che stiamo facendo un'attività molto complessa di censimento di tutto il patrimonio immobiliare. La contezza c'è sempre stata perché l'inventario del patrimonio immobiliare c'è, però è un aggiornamento quello che stiamo facendo molto profondo. Aggiornamento nel senso che ci sono dei tecnici che stanno girando e stanno vagliando tutto il patrimonio immobiliare. Per ogni immobile, bene immobiliare che possa essere terreno o immobile, stiamo realizzando delle schede sullo stato di conservazione, sullo stato d'uso e anche delle schede che prevedono una progettualità, quindi delle fattibilità tecnico-economiche per capire se alcuni beni, quanto è necessario, che fondi sono necessari per ripristinare alcuni beni, per valorizzarli. Non è certamente facile gestire il patrimonio in una città come Messina. Ecco, da questo punto di vista come state immaginando di intervenire in prospettiva anche nella riqualificazione? Sì, noi già stiamo lavorando assiduamente sui piani di valorizzazione e di alienazione. A breve, entro una decina di giorni, pubblicheremo l'avviso di alienazione, dei beni in alienazione. Sono circa 6 beni e riguardano l'elenco dei beni in alienazione del 2023. Faremo anche entro la prima decade di marzo un primo avviso di valorizzazione relativo ad almeno 30 unità immobiliari del Comune di Messina. Un avviso molto importante perché potranno partecipare delle associazioni con la presentazione di progetti che diano nuova vita ad alcuni beni immobiliari. Quindi questo da un lato ci consente di valorizzare l'intero patrimonio immobiliare, di dare una nuova vita al patrimonio immobiliare, ma anche aiutare delle associazioni che hanno delle necessità. Ci sono immobili che sono dati in affitto, ci sono cittadini che non pagano, anche questo è un altro punto dolente. Allora, questo è quello che riguarda soprattutto l'ERP, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali stiamo facendo anche lì un'attività di censimento. Su 1350 immobili ad oggi circa 1000 sono stati censiti, ne mancano 350 che sono in fase di censimento e ritengo che entro fine aprile, massimo metà maggio, riusciremo ad avere una visione completa di questi alloggi. Questo censimento è volto anche a individuare eventuali soggetti morosi, a individuare lo stato di conservazione ed la sussistenza anche di eventuali alloggi liberi, perché in alcuni casi abbiamo riscontrato che degli immobili erano stati abbandonati, quindi senza comunicare alcunché al Dipartimento. Sono socia della Lega Navale, amante del mare. Abbiamo deciso con il presidente Peppe Stabile di organizzare un momento di festa coinvolgendo le scuole del circondario e ho chiesto aiuto come attività di orientamento agli studenti del Majorana e del Cascino. Faremo un excursus di quelle che sono le attività che la Lega Navale nel corso dell'anno organizza e in particolare alcune di esse sono rivolte in maniera specifica alle scuole. La Lega Navale di Castellammare, come lei sa, direttore, da anni impegnata nella salvaguardia del mare, nell'informazione del mare e quello che riguarda l'ecosistema marino, flora, fauna
e soprattutto l'inquinamento del mare. Come sua istituzione, come suo statuto, ha proprio il divulgare e il far conoscere il mare. Ecco la dicitura conoscere il mare. Abbiamo invitato alcune scolaresche del territorio dove noi siamo impegnati e che da tanto tempo, perché ormai noi da circa 20 anni proponiamo questo progetto, per cui le scuole già ci conoscono e accettano sempre ben volentieri l'invito che noi facciamo, che vede impegnati i biologi del laboratorio marino di Trapani. Faranno delle lezioni frontali presso le scuole che hanno aderito al progetto, che si concluderà con una giornata presumibilmente nel mese di maggio, far conoscere ai ragazzi che sono sempre nuovi. Siamo con le classi della scuola P3, sono delle classi seconde e prime della secondaria. Già sono stati preparati da noi insegnanti e abbiamo trattato l'argomento mare e proprio l'altro giorno a proposito abbiamo trattato un testo di antologia che riguardava i delfini. I ragazzi sono emozionati perché già il fatto di venire qui a parlare della Lega Navale è la prima esperienza per loro. Domande: ma cosa faremo? Chi incontreremo? Ho detto vedrete un po', conoscerete persone nuove, ci sarà un incontro con il vicepresidente della Lega Navale e anche possono fare delle domande, ho detto loro potete anche intervenire e quindi conoscerete delle situazioni nuove, degli argomenti nuovi. Passiamo ora allo sport, vediamo una sintesi della partita tra la capolista del campionato di eccellenza nella giornata 21esima del girone A. La Nissa vince sul Mazzara per 1-0 ed è sempre più sola in testa il servizio di Wisport. Nel gergo tennistico la gara tra Nissa e Mazzara rappresenta per i biancoscudati un ottimo breakpoint. Avanti di 3 punti in classifica, la Nissa beneficia della sconfitta della Pro Favara caduta a Castellammare del Golfo e può operare un allungo sulla diretta concorrente per il titolo. Nessun tappeto rosso sarà steso dal Mazzara, quarto in classifica, a cui manca la vittoria dal 10 dicembre quando i Canariti sconfissero per 2-1 l'oratorio San Ciro Giorgio. Uno sguardo all'11 iniziale scelto al tecnico Nicola Terranova, che dal primo propone Elezai, linea difensiva a 4 composta da Bieto, Neri, Ruano e Pedicone, mediana che poggia sulle capacità di interdizione di Privitera, spalleggiato da Caccetta e Pagano, esterni a tutta fascia, Galfano ed Esposito, con Agudiac terminale offensivo, a disposizione Chimenti, Dall'Oro, Rossi, Mannino, Scaletti e Scribani, Magro, Semenzin e Tripoli. Inizio caldo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, un'espulsione per parte di un dirigente della Nissa e uno del Mazzara. Prima occasione ancora per i biancoscudati con Gueye che impegna Kebba, minuto 19, gli ospiti in avanti con la conclusione dal limite che Lezai riesce a respingere, poi l'azione si perde in un nulla di fatto. Minuto 24, Privitera allarga il gioco a sinistra dove c'è Galfano, lo stop, lo sguardo in mezzo, il cross sul secondo palo, arriva Esposito alla deviazione dopo il controllo, pallone sull'esterno della rete. Minuto 32, calcio d'angolo di Privitera, Nissa pericolosissima, il corner proveniente dalla destra e per Gueye colpisce al volo ma non trova lo specchio della porta. Minuto 35, Gueye punta l'uomo, ingresso in area da sinistra, cross deviato, arriva o meglio non arriva il colpo del possibile 1-0 del compagno sul secondo palo. Minuto 39, conclusione dalla distanza di Privitera bloccata dal portiere Kebba. Minuto 43, schema su punizione e conclusione che termina fuori a opera della formazione del Mazzara. Fine primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, ancora reti bianche tra Nissa e Mazzara in un match, ricordiamolo, potenzialmente importantissimo per il campionato dei biancoscudati. Al 48esimo il Mazzara riesce a salvarsi dopo un prolungato batte e ribatte in area, colpisce anche una traversa alla Nissa che al 50esimo trova lo spunto con Esposito che cerca la triangolazione e protesta per un possibile fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Prosegue l'azione con Privitera che impegna Kebba. Minuto 55, Galfano stavolta a destra, il pallone all'indietro, Esposito prova a controllarle in area di rigore ma spara fuori. 58esimo, pericolosissimi giallorossi in ripartenza ma l'ultimo passaggio è quello sbagliato e potenzialmente decisivo. 60esimo, anche la Nissa prova a sfondare con un tiro da fuori, viene deviato in calcio d'angolo. Al 65esimo il momento di Semenzin. Minuto 68, rimessa lunga, tiro cross da parte di Esposito che trova una deviazione
l'azione, non quella decisiva, perché sulla linea si salva il Mazzara. Minuto 73, Esposito punta l'uomo nell'1 contro 1, va a calciare, il pallone viene sfiorato da Kebba che finisce sul fondo. Ancora un cambio per la Nissa, tocca a Dall'Oro. 78esimo, Mazzara che protesta per un possibile intervento in area di rigore, che però non viene ravvisato dal direttore di gara. Si può proseguire, tocca a Scaletta e a Tripoli. 87esimo, Semenzin dalla destra mette il pallone in mezzo, allontanato sui piedi di Dall'Oro che la controlla e trova un gol clamoroso. 1-0 della Nissa a 3 dalla fine, pesantissima la marcatura di Dall'Oro che trova un destro praticamente perfetto che si stampa all'incrocio. Nel frattempo entra Rossi, chiude in avanti il Mazzara con la punizione che viene scodellata in mezzo senza esito. Finisce la partita di lì a poco al Marco Tomaselli con la Nissa che potrebbe trovare anche il 2-0. Azione personale ubriacante di Gaston Semenzin che però viene chiuso in calcio d'angolo. Festa al Tomaselli, 1-0 della Nissa. Potrebbe essere decisivo questo 11 febbraio nel campionato di eccellenza siciliana nel girone A e a lungo sulla Pro Favara. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.